Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano ragazzi, siamo già in strada, mancano 400 miglia, ho fatto una tappa lunghissima ragazzi, siamo partiti dal Portogallo e stiamo andando verso Southampton, mi sembra, sono delle cagate, no, dove dobbiamo andare? Southampton, a portare dello zucchero, viaggio lunghissimo, quasi 2000 miglia, cioè una roba grande proprio, una roba grande. Sta piovendo qui in Francia. Oh, le vie rose. Porca c'è trafficus. Oh, che la mi monde la vola bien. E niente raga, insomma, volevo un attimo anche dire una cosa sul fatto di PES, che qualcuno ha scritto no, come non devi mollare. Cioè ragazzi, qua non è che mollo, il discorso è che tutti quanti voi avete detto guarda come ci devono un po' di coglioni, sto PES non va, quest'anno non mi gira. E alla fine sinceramente anche io mi sono un po' stancato perché dopo il Bari veramente solo sfiga. E non lo so, adesso mi prendo una pausa quantomeno, poi vediamo. Solo che ci sono pochi giochi, poi sono pochi ispirato, anche Empire, cazzo, mi sto gasando, però vedo che seguito poco, a me dispiace, ma non tanto perché devo fare le visualizzazioni, ma perché, oddio, Ehm, ma per il fatto che è bello, insomma, più siamo meglio è, cazzo, mi gaso anch'io di più nel sapere che tutti noi ce lo godiamo. Però vabbè, insomma, dai. E siamo verso l'England, se stavolta sono partito così avrei potuto fare tutto il viaggio, e se no veramente mi spaccavo i maroni. E tra poco prendiamo anche il nostro bel... penso, non so se vado in treno o in nave. Ok. Vai. Ok. Pedaggio pagatus. Qua continua a diluviare. Tu curu 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 cu paloma. Ai 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 ai. Trombando. Questo gioco mi ispira a canzoni, allo stato puros proprios. All'alba vincerò. Niente, comunque, a parte scherzi, PES è stato giù riposo. Adesso proviamo adesso purtroppo con i live, fatalità. Ho avuto un po' da fare in sti giorni e devo fare assolutamente Football Manager e poi riprendere e poi provare FIFA. Tanto siamo a 1000 km col camioncino e vai Tom Cruise Control e si gode. E poi vediamo GTA, però non possono rinviarmelo ogni volta, cioè mi sta veramente girando i coglioni, eh. Potrei mettere però il pilota automatico che il volante gira da solo. Sarebbe bello, Beppe. Sarebbe bello. Mancano 364 km. E si arriva a Southampton. Dobbiamo ricordarci in Inghilterra, ragazzi, che i sensi di marcia sono diversi, cosa che non ricordo mai. Questi inglesi, ciò. Qua continua a piovere in Francia, giornata abbastanza di merda. Cosa ho fatto? Sì, 5 e 5. Ma che sparo cazzo ho fatto? Non mi sono neanche... Bene, bene. Ammazzare la gente senza rendersene conto, ragazzi. Tutorial del Comendone. It's incredible, come... It's incredible. Ah, ma quando arrivo a sta cazzo di traghetto? Manca ancora non vedo niente. Perché qua abbiamo un macchinone che ci sta passando. Ok.
Adesso lo faccio volando, adesso fai Fly Simulator, dal tunnel della Manica vado in aereo fino a Southampton Center, perché ricordatevi che Southampton è Center. Questo lo dovete sapere, fi. Ok. Stiamo attenti qua, queste curve sono bruttine da fare, per sorpassare qua ragazzi non lo consiglio. Porca trota, porca magnota, porca mignota, porca mignota. Cazzo, 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 cazzolin. Vai, pompala, pompala, come pompala. Bravo come. Best come devo, siamo ai 120, però cazzo siamo anche in discesa, se facciamo un incidente qua è finita, ora il trenino che passa. Ok. Vai, come, con il nostro volantino andiamo dappertutto noi. Mi ricordo ancora il video del bode, ragazzi, anzi consiglio il video del bode, Dark Side of the Bode, sotto il link è sotto questo video, ragazzi, è un canale pazzoide, un canale proprio da veneziano, un canale per matti, perché noi veneziani siamo un po' matti. E ha fatto un video su Aerotrack con dei bug che ve lo giuro ho riso per 62 anni. Ve lo giuro. The Dark Side of the Bode. Lo trovate in descrizione. Guarda che trafficone che c'è di là. All'alba tromberà, tromberà. Dai, Sofì, con questo qua, con questo... Sicuramente qua siamo vicini al tunnel. Altri 48 euro che se ne vanno, mamma mia. Meno male che poi guadagno tanto. Devo portare zucchero. Ah, ok, siamo arrivati. Siamo arrivati. Guarda questo, guarda qui. Guarda sto goldo. Guarda qua. Siamo arrivati. Oltre il pacco c'è di più. Sta veramente già 10.000 km a sto camioncino, porca puttana, lo stiamo usurando. Lo stiamo usurando. Ok, andiamo pianino. Finalmente, dai, così speriamo nel Regno Unito di non fare 1000 incidenti, perché ragazzi è impossibile. Col senso di marcia diverso. Ok. Dobbiamo girare. Piano. Pian pianin. Ok. Giriamo. Ok. Arrivate. No! Mamma mia, ho fatto il miracolo, ragazzi. Qua ho fatto la prodezza. Mamma mia, che rischiata. Mamma mia, altro rischio puro. Ok. Siamo arrivati. In treno andiamo. Andiamo in treno. Ok.
fare manovra anche qua, cazzo. Ok. Vai. Perfetto. Imbarcus, 35 minuti. Ah, Viseu, da Viseu sono partito. Ok. Perfetto. Perfetto. Qua non c'è un cazzo di nessuno. Adesso stiamo attenti che in Gran Bretagna faccio sempre cagate. Ah, pensa, piove in Francia, in Gran Bretagna non piove, è veramente basito sono. Con le nostre tendine. Che truzzata, sì. Oh, e cominciamo col traffic. Guarda che roba, oh. No. Un camion ha fatto un incidente un po' curioso. Che cazzo, ma tutte a me mi capitano. Piccoli vaneggi, piccoli vaneggi. Dai, cazzo, passa però. Oh, Madonnina del Signore. Ogni tanto qualche bug lo becchiamo anche noi. Dai, fiori, bene, bello. Ma porca puttana. Dai, cazzo. Puoi passare anche se c'è il bug. Guarda, quel camion è bellissimo. Mi vorrei al bode qua. Bello. Guarda che arrivo in ritardo. Vai che mi butto, mi butto, mi butto, mi butto. Vabbè. Ok. Guarda che bello, sto Coca-Cola è andato così, grazie. Buono, ce l'avevo fatta, fioi. Che strano sto bug però. Bug curioso. Bug molto curioso. Purtroppo vabbè, danni ne ho un po'. Ogni tanto purtroppo capitano, so, questi giochi qua, con tutte queste mod. Ci stanno purtroppo. Cerchiamo di arrivare presto, tanto siamo in super anticipo, siamo tranquilli. Siamo qua nella nostra bella Inghilterra. Come si vede che siamo in un altro paese, però vedi questa mod qua comunque è fatta veramente bene. Può avere qualche bug, vabbè, quelli del bode erano clamorosi i miei, cioè sto qua può capitare di una macchina un po' handicappata, nel senso macchinoso del termine, chiaramente. Invece queste licenze poetiche come indiane sono stupende. So perché gli inglesi devono avere questo senso di marcia. Sono anche i cinesi, mi sembra, se non mi ricordo. Madonna, che deficienti, che sport.
Dai fioi, va. Sorpasso, non so se tentarlo, no, non mi conviene. 140 km siamo arrivati in questo viaggio eterno, dal Portugal alla Great Britain. Dai, cazzo. Che lenti che sono. Dai, proviamoci. Ok, adesso ce la possiamo fare. C'è anche un Ferrarino F40, bello. E ora si pompa. Ok. Bravo Cuba. Sorpassi della vita, ragazzi, sorpassi della vita. Molto bene, Cuba. Dai che ci siamo, fa veramente eterno sto viaggio, perché l'ho fatto chiaramente tutto e quindi arrivo un po' stanco alla fine, mi scuso se non è un commento pieno di passione e di vaneggi, però che sborro, mi basta viaggi così lunghi, sono troppo, ti stancano. È meglio fare tanti viaggi medi, ti diverti di più secondo me. Ok. Adesso becchiamo sicuramente la multa. Tunnel. 100 km all'arrivo. 99 km all'arrivo. Sono le 19:03 di un venerdì beffardo. Ma che voglio prendersi i soldini. Bravo Cuba. Si sorpassi come indiani sulla destra, mi ricordo. Ta na 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 na. Quello gira di là. Dove cazzo va quello non si sa. Siamo ai 124 all'ora ragazzi. Speriamo di non far cagate. Io vorrei esplorare un po' la Gran Bretagna, speriamo di avere altre tappe inglesi, così mi esploro un po' il Regno Unito. Oddio, questo è molto sorpasso, questo è orrendo. Dai, bravo. 50 km all'arrivo, ormai Southampton è vicina. Southampton è vicinissima. ...130 all'ora. Sono le 19:35, l'arrivo previsto per le 20:13. Che bello, volevo provare ad andare con un coso della Fanta, cazzo. Quanto mi piace. Vedo già l'arrivo. Oh, alleluia. Papà. Guarda che bella giornata che si è fatta. C'è parecchio traffico comunque. No?
30 km. Questo è uno dei viaggi più lunghi perché Portogallo e Gran Bretagna, ragazzi, è veramente lunga. Poi certe stradine in Portogallo, non ve le raccomando, buche di tutto. Sto qua come mi sorpassa, sto porco. Southampton. Ok. E siamo arrivati. Dai che ormai ci siamo, 11 km. E arriviamo nella bella Southampton. Città meravigliosa. Dai colori assai meravigliosi, assai gradevoli. Quante cagate che spara il cume. Ok, così esploriamo la nostra prima città del Regno Unito. Speriamo di farne tante. Ai ai ai. Speed cameras. Ok. Southampton, esplorire. Non capisco niente, se devo andare a girare per di qua. Ok. E noi giriamo a destra. Yahoo! Siamo arrivati. E qua? Yes. Arrivati siamo. Perfetto. Soddisfacente, ha incurato male. 37, 48, no, insomma non male. Aumentiamo anche di livello, operaio specializzato, bene. Finiamo qua a lungo raggio, applica. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano. Anche questa tappa è andata. Ciao!